Ugagliulia picciotto eli sustelo del pintre Tetar van Helven mostra la piazza della cattedrale in Modena, occupata al fianco mancino del Dom. Il Dom è spiat garela in prospettivo e in la parte derecha del cadre, e sotto in chiar durà che ne imbuto in evidenza e valorizzo l'architettura, tresor del Romanic. Tetar van Helven, a bude maces et color, rende la varietà de speires che compongono la façado. Lo ros di leun che resun es colonnes, o bianc d'aquestes, o chiar giaun durà che fa iucetto entre l'umbro degli arc, la trasparenza celesto e verdo di veire del gigantesco rosun. Giusto stilisà, i famus panei a buese stories la genesi e sculturà dall'olandese Viligelmo. Sle sfonde la pintura, piazzà la convergenza des lines prospectiche la piazzo, se trova la chiesa la Madonna del Vut, a lo portal d'Hubert en illuminade din e pieno de gente all'entorno. La chiesa del Vut è slia alla peste arriba in Europa verso il 1630. Subra questa tremenda epidemia, gli abitanti di Modena decidono di realizzare la chiesa, in cui proprietà la comune, che viene consacrata il 13 di novembre del 1636, giorno di Santo Mobono. Ben leu, Tetar van Helven ha rappresentato proprio la festa di Santo Mobono, con patrono della città. La façade della chiesa è scura, fa risaltare lo chiuchier che si slanza leggier verso l'uccello. La Modena in festo alla metà del secolo XIX è rappresentata da Tetar van Helven ab una visione in tessun e in equilibri la parte architettonico e urbanistico e a quello umano. Semeo che lo pintre abbia cernu da rappresentare l'emozione dal goi collettivo, ab las figuras giaiuses che danzun e se tenun per man. Un bel strup es al centro della piazza e lo pintre, come costume, manca pas de buttar da pe degli ome un picciot cian amistus. Se pulerio seguir sa curso o arrambasse ai tre preire, vestide niere serius e compagnai vers l'ome a bulumucet russes la testo. Fremes a bumucet des franges e beres sun fermes a menar la bertavelo e s'entreve un dome a ciaminarsi al funt, propi mec de maces et colur, como ero le stil del pintre. Entre l'Udom e la chiesa la Madonna del Vut è spinta lo palais del seminari. Das gelusies d'Hubertes es possible veire il salon de din, abu dues fremes che Tetar van Helven pintos la lobio, tirà dal ciadello della festo. Sus des ringhieres des lobies sun pendu de drap celeste vert. A Luigi Mallet piasia ben a queste cadre, che aveva definì gustus, gaillard, animà, realisà un senso dell'equilibri gudu ma controllà, menà da un giudicius impiec del chiar e dell'umbro. Lo monogramma PGTVE è la firma del pintre Pietro Giovanni Teodoro Tetar van Helven, nasciuto a Bolenbeek, un villaggio da pe Amsterdam, nel 1828. Ha preso studi in le accademie olandesi, divenne artista itinerante entre Milan, Roma, Turin, Parigi. Divenne lo pintre del re Vittorio Emanuele II, che accompagna in guerra per documentarsi le imprese in disegno e pintures. Pinto decode momenti importanti per la storia dell'Italia, come l'apertura del premier Parlamento italiano. Morta a Milan nel 1908, è sgaire studiata dai critici e a co rende mai prezioso lo cadre della collezione Mallet. La tremenda peste del 1630 arrivò a Drunie e te fai ben de mort. Per navisare che l'epidemia, i fidei del Burg Sutan, grazie ad eredità e ad eculetes, decidono di bastire una nuova chiesa dedicata a San Roch, protettur dalla peste. A questo ciapelo se può retenir nex voto de coperi picciot cadre vutiu gardade din e se può visitar sus prenutazione o in occasione des celebrazione.